Chi pensa che l'avere scoperchiato il sistema che ha mandato in tilt i grandi gruppi bancari abbia contribuito a legiferare per garantire il risparmio e i risparmiatori, probabilmente non ha ancora valutato gli effetti che si teme possano essere altrettanto catastrofici della riforma delle banche di credito cooperativo. Sono 300 solo in Veneto gli istituti di credito che hanno una storia ultracentenaria, autonoma, solida e a stretto contatto con il territorio. Oggi questo rapporto rischia di spezzarsi irrimediabilmente. Entro novembre i CDA delle banche di credito cooperativo dovranno esprimersi sulla riforma voluta dal governo Renzi. La riforma in sé ha degli elementi di continuità e anche di obbligatorietà. Questo cosa vuol dire? Che è ovvio che l'adesione al gruppo bancario cooperativo, che sia dell'una o dell'altra parte, chiaramente è un elemento obbligatorio, perché nel momento in cui una banca di credito cooperativo decide di non aderire a alcun gruppo c'è la perdita della licenza bancaria. Banca Prealpi, che oggi ha inaugurato una nuova filiale, la numero 41 in Viale Ancona a Mestre, ha già detto sì alla riforma, ma la risposta affermativa era anche l'unica opzione possibile. Diciamo che è una decisione che voi, insomma, o la prendete in questo modo oppure non c'è possibilità. La normativa prevede solo una strada, l'adesione a un gruppo bancario, qualunque esso sia. Banca Prealpi ha scelto di aderire a Cassa Centrale Banca di Trento e per i soci cooperatori, spiega il presidente Antiga, non cambierà alcunché, neppure nel caso in cui non volessero più far parte della banca. Nel momento in cui però dovesse scegliere questa strada ci sono delle procedure per cui le quote che questo ha acquistato possono essere anche liberate. Io credo che avremo modo nei prossimi giorni anche di poter spiegare in maniera molto più serena quello che è un processo che adesso forse è troppo accelerato, questo posso condividerlo, ma che in realtà dentro ha in sé dei semi che possono portare veramente a un migliore efficientamento del credito cooperativo.